Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Marco Modolo, per prima cosa, come stai? Hai risolto i problemi fisici con i quali avevi avuto a che fare? Buongiorno. Sì, fisicamente sto bene, mi sono allenato con continuità in questi primi mesi della stagione e quindi ecco, diciamo che i problemi dello scorso anno sono stati superati e sono molto contento di questo. In questa sosta di campionato dovuta alle partite delle varie nazionali, come avete lavorato? Ma abbiamo lavorato con molta positività perché insomma quando fai una partita come quella che abbiamo fatto contro il Parma con una grande vittoria prima della sosta nazionale sicuramente ti dà quel briciolo di positività in più e quindi è stata una settimana molto positiva dove siamo riusciti un po' a staccare diciamo la mente, ma allo stesso tempo sono settimane dove fisicamente devi lavorare un po' di più perché non essendoci l'obiettivo della partita a breve termine si riesce a lavorare di più sotto l'aspetto fisico. Da oggi iniziamo la settimana che precede la Reggiana e quindi dobbiamo essere bravi subito a ricollegare la testa e prepararci bene per domenica. Da veterano di questa squadra, nonché da veneziano, da ragazzo di questo territorio, un tuo parere sul Venezia di questa stagione? Ma abbiamo fatto penso un inizio di stagione molto positivo sia sotto il punto di vista dei risultati ma penso anche dal punto di vista delle prestazioni, dell'atteggiamento, cosa che magari c'era mancata lo scorso anno. Ripeto, molto bene ma siamo all'inizio, dobbiamo continuare su questa strada con questa mentalità perché siamo solo all'inizio e la stagione è ancora molto lunga. Per quanto riguarda il tuo reparto nello specifico, la difesa, ci sono stati vari cambiamenti sia per quanto riguarda l'organico, la rosa, sia anche per quanto riguarda il modulo. Come lo vedi quest'anno il reparto della difesa? Ma il mister ci tiene molto perché lo dicono le statistiche che chi fa dei grandi campionati in Serie B spesso coincidono con la miglior difesa o comunque una delle migliori difese, quindi è un aspetto su cui il mister punta molto. Sono cambiati, è vero, molti giocatori rispetto allo scorso anno, però fin dal primo giorno abbiamo lavorato tantissimo nonostante il cambio di modulo con il passaggio dalla difesa 3 alla difesa 4 e penso che i risultati si stiano vedendo e ecco, continuiamo a lavorare duro e a non mollare noi difensori per primi e poi speriamo di continuare così, ecco. Ultima cosa, ma non ultima, un tuo parere sulla Serie B di quest'anno, come vedi le varie squadre? Ma è una Serie B molto complicata come insomma lo è stata negli ultimi anni con squadre forti, con un blasone importante e poi ovviamente ci sono sempre le tre retrocesse dalla Serie A che sono sempre le squadre più attrezzate a livello di organico e più le big della B e qualche sorpresa che sale sempre dalla Serie C come può essere magari il Catanzaro quest'anno. È un campionato difficile con veramente molto livellato dove tutti possono vincere contro tutti e per cui l'atteggiamento e l'affrontare la partita con la massima attenzione e sapendo che appunto non ci sono partite facili, credo che questo aspetto sarà il più importante da qui a quelle che saranno le prossime partite.